Gli ho detto che lo lasciavo e lui ha sterzato a sinistra, confessione shock della 21enne al fianco del fidanzato nell'auto che si è scontrata a Povegliano con quella di una 62enne uccidendola. Ora l'inchiesta della procura sull'incidente di venerdì. Bufera sul colosso della Sport Rifiuti della Bassa Padovana, Sesa, un'inchiesta giornalistica di Fanpage mostra che il compost gettato nei campi sarebbe contaminato. Venerdì giro in elicottero in laguna per il ministro Toninelli, portare le grandi navi a Marghera è a rischio. Sesa, dice Maclini, a 20:10 la soluzione è quella. Tra poco in diretta dalla Procura la giornata del Mose, oggi il processo da spazio alle arringhe della difesa, tra cui quella dell'ex sindaco Orsoni. Nella notte deraglia il tram di Padova nel quartiere Guizza, finisce contro un palo, 5 feriti e blackout in tutta la zona, polemica. 40 fuori carichi di dinamite per far saltare la frana di Schiucaz nel Bellunese. L'operazione prevista per venerdì libererà le 15 case dal mostro di 6.000 metri cubi. Speciale ring in diretta da Tolmezzo venerdì e sabato sera e poi l'intera sfilata domenica a partire dalle 9:30. La mobilitazione di Antena 3 per seguire il raduno triveneto delle penne nere. Buongiorno, ben ritrovati in diretta con l'informazione di Antena 3, la nostra prima edizione. Dunque cominciamo subito da questa ricostruzione shock per quanto avvenuto, vi abbiamo raccontato venerdì nel Trevigiano, quell'incidente è costato la vita a una 62enne a Povegliano. La ragazza che era a bordo insieme al fidanzato di quell'auto che ha scartato poi schiantandosi frontalmente con l'auto della 62enne, ha raccontato immediatamente ai soccorritori: guardate che gli ho detto che lo stavo lasciando, e lui ha sterzato all'improvviso. Verso mezzanotte ho sentito uno scoppio tremendo, sembrava che saltasse per aria una casa. Sono corsa fuori e c'erano 2 macchine, una sul mio fosso, una dall'altra parte della strada, che fumavano. Ci aveva raccontato così l'indomani dello schianto una residente di Sant'Andrea di Povegliano, riferendo di quello che sembrava un dramma della strada come ce ne sono tanti, il frontale tra 2 auto in cui ha trovato la morte una 62enne di Treviso, Giuseppina Lobrutto, e invece su quell'incidente cala ora un sospetto terribile. Pare che la coppia a bordo dell'altra auto, un ragazzo di 22 anni di Quinto di Treviso e la fidanzata 21enne di Arcade, stessero litigando. Quando lei gli ha detto è finita, lui avrebbe sbandato per centrare la prima auto che sopraggiungeva sull'altra corsia, per morire entrambi. Dichiarazioni rese dalla ragazza stessa, finite su una relazione inviata in procura a Treviso, dove si indaga per omicidio stradale. La dinamica risultava poco chiara dall'inizio, non c'era un motivo apparente per quell'invasione di corsia, l'auto è stata vista zigzagare. Ai soccorritori la giovane ha raccontato della precisa volontà del ragazzo di schiantarsi lungo quel rettilineo. E forse lei ha cercato di impedirglielo. Nello scontro la 62enne è morta, il marito 68enne è rimasto ferito, è ancora ricoverato al Cafoncello e sarà ascoltato dagli inquirenti appena sarà possibile. Non è escluso che anche la ragazza venga risentita a breve per verificare se quelle parole siano state pronunciate per lo shock del momento o se davvero non siano la ricostruzione degli ultimi istanti prima dell'impatto. Ed è bufera sul colosso della Sport Rifiuti Padovano, Sesa, la Bassa Padovana. Un'inchiesta giornalistica di Fanpage rileva come il compost gettato nei campi sarebbe contaminato. Un'inchiesta giornalistica di un sito online sul compost prodotto dal trattamento del rifiuto umido getta ombre su Sesa, colosso padovano della Sport Rifiuti. Secondo quanto riportato nel derivato del trattamento del rifiuto umido e utilizzato come fertilizzante nei campi, sarebbero presenti tracce di plastiche, idrocarburi e metalli come zinco e rame. I giornalisti della testata Fanpage avrebbero fatto analizzare un campione del compost uscito dall'impianto Sesa ad un laboratorio milanese. I residenti della Bassa Padovana lamentavano forti odori prodotti dal biogas che veniva sversato nei campi e segnalavano mais bruciato. Sesa è una società a maggioranza pubblica, il 51% del comune di Este, il socio privato che ne detiene il restante 49% è Angelo Mandato, che aveva rilevato la quota dalla precedente società finita nei guai per infiltrazioni mafiose. L'accusa della testata Fanpage non si fermano qui. Sesa infatti da parte del socio privato avrebbe offerto un'ingente somma pari a 300.000 euro per 3 anni per una campagna pubblicitaria sul sito giornalistico al fine di controllare il risultato finale dell'inchiesta.
Grandi navi da crociera in laguna. Il ministro Toninelli ha annunciato che nei prossimi giorni, precisamente venerdì, sarà in città, almeno per un sopralluogo, pare aereo, dunque con l'elicottero. Non incontrerà, a quello che ci è dato sapere fino ad adesso, né il sindaco né Zaia, con cui si è scontrato negli ultimi giorni. Grandi navi, lo scontro tra Venezia e Roma si accende ogni giorno di più. Il ministro Toninelli annuncia per venerdì un sopralluogo con i tecnici in laguna e in un'intervista al Corriere del Veneto spiega le ragioni del suo no all'ipotesi Porto Marghera, facendo transitare le navi da crociera sul canale Vittorio Emanuele. In primo luogo, sottolinea il ministro alle infrastrutture, c'è il problema dei milioni di metri cubi di fanghi contaminati che deriverebbero dallo scavo del canale. In secondo, un problema di incolumità pubblica. Un'enorme preoccupazione ce l'ho, dice Toninelli, è una zona a rischio Seveso. Circa l'ipotesi di spostare le navi a Chioggia, anche questa possibilità per il titolare del Dicastero è incompatibile con la presenza del deposito GPL. Venerdì, salvo il voto finale dello sblocca cantieri al Senato, il ministro sarà dunque a Venezia per un sopralluogo ai siti interessati per trovare una soluzione alla questione delle grandi navi, ma ha già annunciato che non incontrerà né il sindaco Brugnaro né il governatore Zaia. Lo strappo tra Venezia e Roma, dopo giorni di botta e risposta al veleno, non sembra destinato ad essere ricucito a breve. Il decreto Clini-Passera, lo ricorderete, 7 anni fa bloccava il passaggio delle navi sopra le 40.000 tonnellate, ma poco è cambiato. Così l'ex ministro Clini, che ieri sera era ospite a 20:10, dà la colpa alla politica che non ha deciso. Qual è stato il problema? Non è stato un problema tecnico, è stato un problema politico. Sostanzialmente c'è stata una grande difficoltà da parte della politica ad assumersi la responsabilità di una scelta. E così in qualche modo si è continuato a parlare. Per cui questa situazione si è trascinata fra comitati, discussioni, dibattiti, articoli, polemiche. Cioè l'obiettivo era quello di tirarla lunga. L'obiettivo era quello di tirarla lunga, e tirandola lunga le grandi compagnie delle navi da crociera, questa soluzione, loro sono sempre state disposte, però nello stesso tempo è evidente che trascinandosi questa situazione hanno continuato ad offrire ai loro passeggeri di affacciarsi dal balcone della cabina e di vedere Piazza San Marco. Io credo la soluzione più giusta alla fine, soprattutto per le grandi navi, è quella di avere un approdo a Marghera. Quindi costruire, diciamo, una stazione marittima a Marghera. Un approdo in una zona che oggi è in dismissione di fatto, cioè non stiamo parlando di una zona industriale attiva, stiamo parlando soprattutto dell'ex prima zona industriale, che è un'area che sta all'entrata di Venezia venendo dalla terraferma, e che è un'area che non è più adibita ad attività industriali, per cui il porto lì vuole anche dire creare un volano di sviluppo. Allora, sono comunque impressionanti le immagini del tram deragliato ieri a tarda sera a Padova nel quartiere Guizza. Ci sono 5 feriti. Era appena partito dal capolinea sud della Guizza il tram che lunedì sera verso le 21:30 è deragliato, finendo fuori strada. L'incidente pochi metri dopo, mentre stava affrontando una semicurva vicino a Villa Wollenborg. Per motivi ancora al vaglio dei tecnici di Bus Italia, il primo modulo del mezzo ha curvato troppo a sinistra, uscendo dalle rotaie, terminando la sua corsa sul campo e abbattendo un palo della luce, che ha provocato un piccolo blackout nel raggio di 200 metri. A bordo in quel momento c'erano 3 passeggeri, fortunatamente illesi, e l'autista rimasto leggermente ferito e portato in ospedale. Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Quando il tram è uscito dalla corsia non stavano passando auto, il tratto di strada però è stato chiuso al traffico per alcune ore. Sul posto i vigili, i medici del 118, i pompieri con un autogru e anche il presidente di Bus Italia Andrea Aragona insieme a sindaco e vice sindaco. Nei guai una ditta edile di Arzignano, l'inchiesta della finanza su un giro di fatture false risalente al 2012. Arzignano,
Sequestro preventivo di 21.400 euro da parte della Guardia di Finanza di Arzignano, venuto nei giorni scorsi nei confronti del titolare di un'azienda media di Castelgomberto. Il vicentino avrebbe per diversi anni emesso fatture false. Le indagini partite da un controllo fiscale nel 2018 avevano riscontrato delle irregolarità nei pagamenti a partire già dal 2012, una fabbrica di fatture false. Le evidenze investigative acquisite nel corso degli accertamenti hanno portato il Tribunale di Vicenza, su richiesta della locale procura, ad emettere il sequestro in via diretta del profitto del reato. Allora, vedo già inquadrata da Sandro Ponchio e Ilaria Marchiori. Buongiorno e ben trovata in collegamento da Venezia. Ilaria, anche perché ancora una volta la giornata del processo che riguarda il Mose. Che succede oggi? Sì, buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Come vedete ci troviamo proprio qui di fronte all'ingresso della Corte d'Appello. Perché cosa succede? Mi chiedevi Ferdinando, bene, oggi è il giorno della difesa, ma potrebbe essere anche il giorno della sentenza, che potrebbe arrivare già in tarda serata. Lo ricordiamo che in programma ci sono le arringhe dei vari difensori degli ultimi legali. Stiamo parlando dell'avvocato padovano Fragasso che difende l'ex presidente del magistrato alle acque di Venezia, Maria Giovanna Piva, che lo ricordiamo è accusata di corruzione ed è uscita però con una dichiarazione di prescrizione dal processo, da cui però lei chiede l'assoluzione piena. E ricordiamo che a chiedere l'assoluzione piena è anche l'ex sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, accusato di finanziamento illecito. Anche il suo reato è caduto in prescrizione e anche lui però è a chiedere col suo legale la piena assoluzione. Poi in aula ci sono gli avvocati Vassallo e Pomanti per difendere l'imprenditore romano Erasmo V, condannato a 4 anni di reclusione per corruzione e al risarcimento di 9 milioni e mezzo di euro per quanto riguarda i lavori di disinquinamento di Porto Marghera della sua ditta, che non ha vinto alcuna gara. E infine l'avvocato romano dell'anno a difendere l'imprenditore veneziano Nicola Falconi, la cui condanna per corruzione inflitta in primo grado, stiamo parlando di 2 anni e 2 mesi, è andata in prescrizione anche lo scorso aprile per il troppo tempo trascorso. Diciamo che le arringhe dei difensori dell'ex sindaco Orsoni, dell'avvocato romano Crialese e anche di Altero Matteoli, che lo ricordiamo ha perso la vita in un incidente, e che il fatto che si sia qui ancora a discutere la difesa è un caso più unico che raro, in quanto deceduto, sono state discusse circa un mese fa, lo scorso 14 maggio. Dunque non ci resta che attendere l'esito di questa giornata, di questa udienza che come dicevamo all'inizio potrebbe avere una sentenza già in tarda serata. Se così non fosse dovremo aspettare le prossime. Se non ci sono altre domande io restituisco la linea allo studio. Grazie Ilaria Marchiori. Sandro Ponchio. Adesso a Schiucazza tutto previsto, 40 cariche di esplosivo per far saltare la frana che incombe sulle 15 abitazioni o venerdì o al più tardi sabato mattina. A mali estremi, estremi rimedi. Per la frana di Schiucazza si è presa una decisione irrevocabile. La terra in equilibrio precario verrà fatta saltare venerdì pomeriggio o sabato mattina da un'esplosione controllata, come comunica Veneto Strade. Da domenica dunque la frana di 6.000 metri cubi che incombe sulle 15 abitazioni del paesino non ci sarà più, perché verrà fatta implodere. Le 17 persone evacuate ormai dal 12 maggio scorso stanno intravedendo una speranza. Da allora i residenti hanno potuto tornare solo 2 volte nelle abitazioni per recuperare quello di cui necessitavano. Da un mese a questa parte la zona è transennata. Per attuare il piano verranno praticati 40 fori sulla roccia, che poi saranno riempiti di dinamite. Da ieri mattina i tecnici di Veneto Strade hanno iniziato a creare i fori nelle zone sensibili. Nel frattempo sono stati posizionati 10 container con una maxi rete a protezione delle abitazioni. Stando ai calcoli effettuati dagli esperti, le case si dovrebbero salvare. Il programma potrebbe essere cambiato solo per colpa del meteo. Per oggi sono previste intense precipitazioni nella zona che potrebbero far cadere la roccia friabile, già in equilibrio precario dalle piogge incessanti di questa primavera. Ma anche in questo caso i lavori messi in atto da Veneto Strade negli ultimi 10 giorni intorno alla frana dovrebbero scongiurare altri problemi.
Tra 10 anni mi vedo in piedi, ma spero di riuscirci anche prima. Sorride Manuel Bortuzzo, il 19enne nuotatore veneto rimasto paralizzato agli arti inferiori dopo essere stato ferito nella notte tra il 2 e il 3 febbraio alla periferia sud di Roma, e ripercorre le fatiche della riabilitazione per tornare a camminare. La riabilitazione procede molto bene, evidenzia Bortuzzo, a margine della presentazione del terzo campionato USIP in programma in Lombardia dal 19 al 26 settembre. Abbiamo in mente un piano di recupero molto serrato, ma non sappiamo dove finirà, non ci sono tempi certi, il cronometro cui ero abituato non c'è più. Prima mi allenavo mattina e sera, ora faccio riabilitazione mattina e sera. Fortunatamente lo sport mi ha abituato a certe fatiche. Novità, lo avevamo preannunciato, da oggi entra in vigore il divieto di fumo lungo il ponte degli Alpini a Bassano. Dopo il principio di incendio di inizio giugno, che ha interessato un saettone della campata sul lato angarano del Ponte degli Alpini, il Comune mette al bando sigarette, sigari e fiamme libere di ogni genere sul simbolo della città. È stata emessa oggi un'ordinanza che prende le mosse dalla caratteristica linea del ponte, dove molte parti non ancora consolidate possono essere aggredite più facilmente da agenti chimici e fisici, e anche dal fuoco, ovviamente. L'ordinanza vieta quindi in modo assoluto di fumare e utilizzare petardi, fuochi d'artificio e qualsiasi altro oggetto o sostanza che possa provocare fiamme libere, combustioni o autocombustioni. Eventuali violazioni saranno sanzionate con multe da 25 a 500 euro. Pochi istanti di pubblicità e poi parleremo degli Alpini, alcune novità. Torniamo in onda, c'è grande emozione a Trissino, lo nego, in tutti i territori interessati dal problema FAS per l'imminente udienza generale con Papa Francesco, mercoledì 19 giugno. Mercoledì 19 giugno Papa Francesco incontrerà all'udienza generale ben 150 componenti tra genitori e ragazzi del comitato Mamme Nop FAS del Vicentino. Sarà un momento importante, non certo di aiuto alla soluzione del problema degli inquinanti delle falde d'acqua, quanto di vicinanza e condivisione. Noi andiamo per condividere con Papa Francesco, che è così attento all'ecologia, basta guardare la Laudato Si, che è attualissima e contiene tutto. Ecco, prima di tutto noi andiamo per condividere e anche per dare una risposta, essere una risposta a questa sua ansia nell'ambiente. Poi tutto quello che viene lo prendiamo, ecco, no? E sapere che il Papa ci segue e che noi preghiamo per lui, che lui prega per noi, non è poco. Papa Bergoglio è da tempo informato della piaga FAS in Veneto. Ancora a dicembre del 2017, attraverso il Cardinal Parolin, il Papa ci ha scritto, ecco, incoraggiandoci a perseverare e a trovare sempre le giuste vie. Sono poche parole, ma che sono state anche molto importanti per noi in questo percorso. Questo è quanto può fare la Chiesa di Roma, mentre anche quella di Vicenza dedica da sempre molta attenzione al problema PFAS. La richiesta agli enti pubblici invece resta una e fondamentale. Una sola parola, bonifica. La risoluzione passa da lì, dalla bonifica. C'è un intervento del Ministro del Sud Barbara Lezzi: dall'applicazione dell'articolo 116 tema autonomia non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica né un aumento della pressione fiscale, cose che si sanno e stanno appunto nella Costituzione, ma può essere letta dal punto di vista sul fronte politico come un ulteriore stop al progetto di cui sappiamo. Mobilitazione totale per Antena 3, c'è il raduno triveneto delle penne nere a Tolmezzo in questo weekend, 2 prime serate totalmente dedicate agli alpini e poi la sfilata in diretta domenica. Viva gli alpini e viva le stelle alpine! Sarà una grande settimana all'insegna delle penne nere, come sempre su Antena 3. I giorni che ci accompagnano al raduno triveneto degli alpini a Tolmezzo questo weekend racconteranno i preparativi, le emozioni, i ricordi e gli incontri di un grande popolo propenso all'aiuto del prossimo. Ancora cappelli puliti, ancora file compatte, ancora bella gente. Un servizio dedicato alla scoperta della patria,
dedicato alla scoperta dei principi del dovere, dell'onestà e della coerenza. Ogni giorno i telegiornali sveleranno in retroscena dell'organizzazione della Voce dei nostri alpini, ma Antenna 3 ha in serbo due grandi novità. Oltre alla diretta dell'intera sfilata domenica a partire dalle 9:30, venerdì e sabato sera infatti alle 21:15 andranno in scena due puntate speciali di Ring interamente dedicate al raduno triveneto. Ospiti, servizi e collegamenti in diretta da Tolmezzo per seguire tutte le emozioni di questo weekend di festa e ritrovo. L'omaggio, l'ossario e i frammenti di storia del Museo della Grande Guerra di Timao di Paluzza, ma anche reportage dai luoghi in cui si combatté tra i monti del Pal Piccolo e Pal Grande, o dove perse la vita la portatrice carnica, medaglia d'oro a valor militare, Maria Plozner-Mantil. Antenna 3 accenderà i riflettori sui primi arrivi, gli allestimenti, le cerimonie che precedono la sfilata di domenica, per non perdere il nostro appuntamento con la storia. E ancora il Ministro Lezzi in questa audizione, ruolo essenziale lo deve avere il Parlamento, sempre il tema dell'autonomia. Un'abilità artigianale che affonda le proprie radici nella storia, un'applicazione concreta tutti i giorni molto ricercata, per esempio quando le auto vengono colpite da una violenta grandinata. Parliamo dei battilamiera. Un mestiere antico, artigianale e che nessuno più fa, il battilamiera, ovvero quello che sistema le auto d'epoca. Che nessuno lo voglia più fare in realtà non è poi così vero, visto che i corsi che la CNA ha organizzato hanno registrato il tutto esaurito. Con continuità tutti i sabati sono andati a frequentare un corso in orario extracurricolare per cercare di carpire e di imparare l'arte del battilamiera, che effettivamente è un'arte, nel senso che ad aiutarli c'è stato il maestro Agnoletto. Sono bravi e la cosa che mi stupisce è che nonostante giovani, che tutti parlano male dei giovani, questi hanno veramente una voglia enorme e sta a noi anziani artigiani a spiegare, a fargli vedere e aprirgli quelle porte che sono sempre state chiuse. I battilamiera si sono presentati anche durante la fiera campionaria di Padova, mostrando con una prova pratica come funziona una tradizione che rischiava di scomparire. La soddisfazione di fare andare le vecchie signore, come hai detto te, è una grossa soddisfazione, perché bisogna metterci molta passione e soprattutto tanto lavoro. Perché magari da filmati che vediamo per la televisione tutto diventa così facile, ma non è niente vero, c'è un gran lavoro alle spalle. Agnoletto è uno storico battilamiera con richieste di intervento da tutto il mondo, perché rimettere a nuovo vecchi bolidi non è una cosa da tutti, richiede però tempo ed edizione. Diciamo che un'auto mediamente, se uno dovesse restaurare una macchina di media restauro, un paio d'anni. Allora adesso c'è ore 13 quando il gioco diventa patologico, si parla di ludopatia, ospiti i dottori Amelia Fiorin e Carlo Cenedese. Questa sera invece a 20:10 il sindaco di Treviso Mario Conte, un anno di amministrazione a Treviso appunto da parte del primo cittadino leghista. Adesso previsioni meteo per le prossime ore e poi vi ricordo ci vediamo a partire dalle 18:30 con i telegiornali. Buona giornata. Ben ritrovati al meteo. Prosegue il bel tempo sulle nostre regioni, dove avremo anche un clima decisamente caldo, ma vediamo il dettaglio di martedì 11 giugno. Sul Veneto sarà ampiamente soleggiato ovunque, con cielo al massimo poco nuvoloso. Dal pomeriggio, tuttavia, non si escludono dei veloci acquazzoni sui rilievi bellunesi. Temperature minime tra 15 e 21 gradi, massime comprese invece tra 26 e 31 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, dove sarà soleggiato anche qui su tutti i settori, ma anche in questo caso saranno possibili dei temporali sui monti, specie su quelli dell'Udinese. Temperature minime tra 20 e 23 gradi, quindi dei valori minimi piuttosto elevati, valori massimi invece oscillanti tra 28 e 32 gradi. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige.
Il tempo sarà asciutto e stabile quasi ovunque al mattino, durante le ore pomeridiane si accenderà l'instabilità con qualche precipitazione sui settori meridionali. Temperature minime sui 17 gradi, massime oscillanti tra 31 e 32 gradi. Bene, dal meteo di Antena 3 per ora è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci.